nostra economia, della nostra società. Scuola, università, ricerca, mondo delle disabilità, sistema sanitario, forza dell'ordine, mondo dello sport. Poi con particolare attenzione anche si rivolge al turismo, settore edilizio, che come sapete sono in particolare sofferenza, non meno di altri. È un testo complesso, sì, sono oltre 250 articoli, ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi, pari a 2 manovre, 2 leggi di bilancio, quindi un lavoro incredibile. Ovviamente non solo abbiamo lavorato con i ministri intensamente, ma qui devo ringraziare anche tutti gli staff tecnici che hanno lavorato con noi giorno e notte per portare a compimento questa grande fatica. Sapevamo che il Paese è in attesa, vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po' di tempo, ma vi assicuro che è stato non un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo tanto articolato. La parola ora passerà al Parlamento con le forze di maggioranza, ma spero e mi auguro anche col contributo delle forze di opposizione questo testo potrà addirittura essere anche migliorato. Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che c'è un Paese in grande difficoltà, c'è una comunità di donne e di persone in grande sofferenza e la manovra per fronteggiare questa fase dell'emergenza è una manovra che contiene però anche delle premesse perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale. Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere addirittura definitivamente la loro attività, imprenditori che sono nell'assoluta incertezza, non sanno se continuare. Il vostro grido di allarme, le vostre segnalazioni non ci sono mai sfuggite e questa fotografia dolorosa del Paese la conosciamo ed è per questo che ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di tutta questa sofferenza. Ce l'abbiamo messa tutta per rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso il lavoro, potenziando cassa integrazione, bonus per autonomi, facendo anche in modo, confidiamo, che le erogazioni arrivano ancora più speditamente di quanto è successo sino adesso, perché non ci non ci sono sfuggiti i ritardi e stiamo cercando di rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi burocratici ancora più spediti. Introduciamo anche delle misure di rilancio, di sostegno alle imprese, per dare impulso alla crescita, accompagnare l'economia verso una pronta ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora più leggere. Aiutiamo anche le famiglie che hanno figli, che devono fare i conti con i problemi anche delle scuole che se non sono chiuse però con la didattica a distanza ripropongono il problema dei figli a casa. Abbiamo anche un reddito di emergenza per delle fasce della popolazione che in questo momento hanno bisogno di particolare protezione. Ecco, per i lavoratori le misure messe in campo sono veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro. Quindi ci sono le risorse per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. Questi vengono definiti, aspettate che c'è un telefono che squilla, grazie. Sono definiti ammortizzatori sociali. Io però mi permetto di chiamarli ammortizzatori sociali e ad un tempo economici, perché è vero sì che proteggono i lavoratori, ma servono anche alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida, veloce. Fino ad oggi, lo voglio ricordare, abbiamo pagato l'85% delle domande presentate con cassa integrazione ordinaria e quasi l'80% delle domande per il bonus da 600 euro per gli autonomi. In totale quindi abbiamo erogato misure per 4 milioni e 600 lavoratori. Fra queste misure sappiamo anche e abbiamo registrato in particolare dei ritardi nella cassa integrazione in deroga. È la ragione per cui abbiamo lavorato particolarmente a questo strumento. Vorrei spiegare perché arrivano i ritardi.
è una procedura di per sé molto farraginosa. È stata ovviamente concepita in passato in un contesto ordinario che non aveva nulla di straordinario. Prevede farraginosi passaggi, INPS regionali, regioni, INPS centrale. Ci abbiamo lavorato perché, e devo ringraziare molto la conferenza delle regioni, tutte le regioni, perché si sono rese disponibili ancora una volta a lavorare in spirito di collaborazione con lo Stato per trovare la soluzione più rapida. Quindi confidiamo di recuperare il tempo perduto. Abbiamo snellito questa procedura. E anche ancora abbiamo per gli autonomi, prevediamo anche che è un settore in grande sofferenza, prevediamo ai professionisti e agli autonomi, a quelli iscritti in particolare alla gestione separata dell'INPS, prevediamo 600 euro subito. Questa volta arriveranno subito, perché semplicemente verranno erogati a chi ne ha già beneficiato. Abbiamo già le anagrafe personali, potremo veramente, io spero addirittura nelle prossime ore, quando andrà in Gazzetta Ufficiale questo decreto, potremo erogarli prontamente e poi ci riserviamo con una seconda tranche di integrare questa misura con un ristoro di almeno 1.000 euro, sino a 1.000 euro. Questo ristoro, peraltro, poi ci verrà detto dai ministri Gualtieri e Patuanelli, verrà erogato anche alle società e devo dire che le misure di sostegno per le imprese sono molto cospicue. Parliamo di 15, quasi 16 miliardi. Verranno erogati in varie forme, per le più piccole avremo anche indennizzi a fondo perduto e in ogni caso avremo anche forme di incentivi e agevolazioni varie per le imprese medie e piccole. E ci saranno ovviamente anche la possibilità di offrire forme di ricapitalizzazione, di sostegno per le imprese più grandi. In pratica tagliamo anche 4 miliardi di tasse, anche questa è in sostanza un intervento finanziario cospicuo per tutte le imprese fino a 250 miliardi di fatturato, via la prima rata dell'IMU per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, abbiamo sconti fiscali per ristoranti e anche teatri, tutti quegli esercizi, anche quegli esercizi aperti al pubblico che dovranno adottare alla normativa anti-Covid le loro strutture. Rinviamo poi tutti gli adempimenti, tutte le ritenute IVA, contributi previdenziali, INAIL, compresi accertamenti, cartelle esattoriali, tutte a settembre. Aiutiamo a pagare anche gli affitti dei locali. Sino al 60% degli affitti pagati in questi 3 mesi verranno recuperati. Aiutiamo poi le imprese, tutti i fornitori della pubblica amministrazione che quindi hanno un credito nei confronti della pubblica amministrazione, sblocchiamo miliardi di euro. E ancora abbiamo degli interventi per le famiglie, con reddito di emergenza che dicevo, per 2 mesi, da 400 sino a 800 euro, destinato a famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. E poi ancora rinnoviamo il bonus per il babysitting, per chi non l'ha utilizzato raddoppia passando da 600 a 1.200 euro. Chi non lo usa per pagare una babysitter potrà utilizzarlo anche in alternativa per pagare centri estivi, centri per l'infanzia. E qui abbiamo lavorato, le ministre competenti hanno lavorato anche con l'ANCI per rafforzare questa offerta anche estiva. Rinnoviamo i congedi parentali fino a 30 giorni nel settore privato. E permettetemi di sottolineare, una particolare attenzione abbiamo riservato anche alle persone con disabilità. Incrementiamo il fondo per le non autosufficienze di 90 milioni per l'anno 2020, prevedendo una specifica destinazione di 20 milioni per la realizzazione di progetti di vita indipendente. Incrementiamo il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di 20 milioni per l'anno 2020 e ancora istituiamo, questa è una bella notizia davvero, il fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, prevedendo una dotazione di 40 milioni per quest'anno, oltre ad altre misure. Poi nel settore edilizio introdurremo un superbonus per la casa, tutti quanti potranno ristrutturare per dare una boccata d'ossigeno al mondo dell'edilizia, alle loro abitazioni per renderle più green, ma su questo i ministri ci diranno più dettagliatamente, non si spenderà un soldo per queste ristrutturazioni. Per quanto riguarda la sanità c'è un intervento cospicuo, 3 miliardi e 250 milioni
di cui ci parlerà poi ovviamente il Ministro Speranza. Abbiamo poi la scuola al centro dell'azione di governo e lo dimostriamo. Abbiamo 1.450 milioni in 2 anni che verranno destinati alla scuola per programmare un rientro a settembre in piena sicurezza, per la digitalizzazione, per consentire anche lo svolgimento degli esami di maturità in presenza, in sicurezza. Diamo un segnale chiaro anche per rafforzare ulteriormente e stabilizzare il corpo docente. Pensate, rispetto agli impegni già presi, avremo 16.000 nuovi posti per insegnanti, che quindi a regime arriveremo a 78.000 nuovi insegnanti di ruolo. E attenzione, investiamo anche sul futuro. A 1.400 milioni vanno al rafforzamento del sistema universitario e del sistema della ricerca. Abbiamo avuto consapevolezza tutti quanti in questo periodo di quanto sia importante rafforzare il sistema della ricerca da tutti i punti di vista. Questo è un investimento importante. Avremo nuovi 4.000 ricercatori. Ci auguriamo che tanti nostri brillanti giovani che sono andati all'estero potranno orientare. 300 milioni per il diritto allo studio, 600 milioni per la ricerca, 500 milioni per l'università. E poi ancora il turismo. Abbiamo un buono per le vacanze da spendere nel 2020 fino a un massimo di 500 euro da spendere in alberghi, strutture ricettive. Sarà fruibile per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro. Abbiamo, l'ho già detto, una prima rata abbonata per la rata IMU per alberghi e stabilimenti balneari. Abbiamo un fondo strategico per il turismo con 150 milioni, con cui ovviamente potremo fare tante iniziative, e un fondo per la promozione del turismo in Italia da 20 milioni. Ancora, i ristoranti, bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la TOSAP, e questo grazie alla collaborazione con l'ANCI, con cui anche c'è un ottimo spirito di condivisione. La cultura, non dimentichiamo neppure questo settore, non abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare, per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo che abbiano versato almeno 7 giorni di contributi nel 2019 arriverà l'indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio, e creiamo anche un fondo cultura con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale. Insomma, tantissimi interventi, ma adesso nel dettaglio lascio la parola innanzitutto al Ministro Gualtieri per un'analisi più accurata. Grazie Presidente, buonasera a tutti. È stato un lavoro intenso, ma abbiamo oggi approvato un decreto molto significativo, direi imponente, sia per le risorse che mette in campo, sia per gli indirizzi molto forti con cui da un lato sosteniamo le famiglie, le imprese, il sistema sanitario in questo momento così difficile, ma anche prepariamo, gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell'economia. Lo facciamo stanziando risorse molto consistenti per rafforzare il nostro sistema sanitario, lo dirà il Ministro Speranza. Lo facciamo rifinanziando la cassa integrazione, rendendone più efficienti e snelle le procedure e rifinanziando e allargando le forme di sostegno al reddito, funzionali a far sì che nessuno sia lasciato solo e tutti i lavoratori possono essere sostenuti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e anche le famiglie più in difficoltà che potranno accedere al reddito di emergenza. E poi cerchiamo di aiutare le famiglie con il sostegno per non solo il babysitter, i congedi parentali, ma anche i centri estivi, perché siamo consapevoli delle difficoltà che hanno e dovranno affrontare anche con la chiusura delle scuole. E poi, la parte quantitativamente più rilevante del decreto riguarda il sostegno alle imprese,
dopo il Cura Italia, dopo la liquidità, adesso è la fase del ristoro, dei contributi a fondo perduto per le imprese più piccole fino a 5 milioni che hanno avuto delle perdite, del sostegno a spese importanti come quelle degli affitti, delle bollette e anche di un impegno senza precedenti che realizziamo per favorire la ricapitalizzazione e contribuire ad assorbire le perdite del sistema delle imprese con misure molto innovative per le piccole e medie imprese e anche per le imprese più grandi che abbiamo adottato in linea anche con i nuovi indirizzi europei su questo settore che sono stati recentemente aggiornati col Temporary Framework. Abbiamo delle misure importanti a sostegno degli investimenti, green, investimenti con la deduzione al 110% delle spese per l'ecobonus e la messa in sicurezza degli edifici sismica. Abbiamo delle risorse molto importanti per aiutare le imprese, soprattutto dei settori ricettivi, ad affrontare le spese per poter adeguarsi ai nuovi requisiti sanitari e prudenziali che il coronavirus richiede e stanziamo ben 2 miliardi per questo. E poi abbiamo anche uno sguardo al futuro con delle risorse molto importanti per la scuola e per l'università. Sono anche questi degli stanziamenti, lo ha ricordato il Presidente del Consiglio, importanti per aiutare innanzitutto le nostre scuole a affrontare la difficile ripresa dell'anno scolastico nelle condizioni nuove che dovranno essere realizzate per garantire la sicurezza dei bambini, dei ragazzi che vanno a scuola. E poi c'è questo fa parte anche l'assunzione di nuovi 16.000 insegnanti, oltre alle risorse importanti per adeguare le scuole. E poi c'è questo investimento molto importante sul futuro, sulla scienza, sulla ricerca, col più grande stanziamento per l'università e la ricerca che sia mai stato fatto e che ci aiuta appunto a collegare questo intervento sul presente a uno sguardo sul futuro. Ministro Patuanelli. Grazie Presidente, come ha già descritto il Presidente, come ha enunciato il Ministro Gualtieri, questo provvedimento è un mosaico che tiene dentro molte delle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Innanzitutto io ringrazio il Ministro Catalfo per il grande lavoro di sostegno per la cassa integrazione, fattispecie che oltre a garantire i lavoratori del mantenimento del posto di lavoro agevola ovviamente l'impresa nel non dover affrontare in questo momento di fermo di ulteriori e anche di rallentamento dell'attività produttiva e delle diverse produzioni italiane, di non affrontare dei costi eccessivi per il personale, ha avuto appunto dei cali di produzione. Poi non posso non rimarcare la parte di indennizi diretti, perché c'è un pezzo di questo provvedimento che riporta e ripropone il bonus da 600 euro per una mensilità per la medesima platea del provvedimento precedente del Cura Italia, ma lo amplia per una terza mensilità per alcune platee più colpite dalla crisi economica e uno stanziamento ulteriore quindi di quasi 4,5 miliardi. 6 miliardi vengono destinati circa per gli indennizi alle imprese che fatturano da 0 fino a 5 milioni di euro, che hanno avuto un calo del loro fatturato del 33%, sono sostanzialmente la totalità, visto che questa crisi ha colpito profondamente con cali fino al 95% della produzione e del fatturato delle imprese, per un indennizzo che avrà comunque un tetto minimo di 2.000 euro, anche per chi fatturava ovviamente cifre molto molto basse, a prescindere quindi dal fatturato, ma che arriverà fino agli oltre i 40.000 euro per quelle imprese che fatturavano 5 milioni e che hanno perso la loro capacità di fatturare. Poi l'abrogazione della rata di saldo e dell'acconto per quanto riguarda l'IRAP, che è stata citata anche dal Ministro Gualtieri, per la platea da 0 a 250 milioni di euro di fatturato. Parliamo di una
imposta che pesa per circa 5 miliardi in tutto, ma che è molto importante soprattutto incide per il terzo settore, che è coinvolto ovviamente anche negli indennizzi diretti, così come le società cooperative, e che amplia di molto la parte di indennizzo di minori spese, in questo caso per imposte, per la fascia da 0 a 400.000 euro di fatturato, quindi per le piccole, per il cuore pulsante del nostro sistema produttivo di imprenditori e di autonomi e di partite IVA. Oltre i 600 milioni di euro che sono destinati all'abbassamento delle bollette per portarle in linea con quanto effettivamente si è consumato, e quindi in questo caso in molti casi di attività completamente chiuse si è consumato zero. Non potevamo consentire che la bolletta arrivasse con dei costi fissi per quelle imprese che sono chiuse, ma ci sono anche gli anticipi dei pagamenti per i debiti della pubblica amministrazione, 12 miliardi che finalmente vengono erogati immediatamente affinché le pubbliche amministrazioni possano immediatamente dare risposta ai debiti che le pubbliche amministrazioni hanno appunto nei confronti delle imprese. E non c'è soltanto però una parte di indennizzo e di ristoro, anche se questo è certamente il cuore del provvedimento, c'è anche una parte di prospettiva. E per questo non posso non ringraziare il sottosegretario Riccardo Fraccaro, che ha da tempo iniziato a lavorare a una norma veramente fondamentale per il settore dell'edilizia. Parlo dell'innalzamento al 110% delle detrazioni per le spese e ristrutturazioni legate al sisma bonus e all'eco bonus, quindi alla messa in sicurezza antisismica del nostro patrimonio e ovviamente al risparmio energetico e alla capacità dei nostri edifici di non consumare energia. Una norma molto importante per l'intero settore edilizio, ma anche per dar modo anche a chi non ha la capacità economica di vivere in un edificio confortevole dal punto di vista climatico. Ci sono anche altre norme che riguardano le imprese, 11.000 start-up che già ovviamente avevano difficoltà a stare sul mercato, potevano essere spazzate via dal coronavirus, e per questo abbiamo fatto un pezzo del provvedimento che riguarda proprio loro, per sostenere la loro attività e per continuare a stare vicino al mondo che può essere veramente dell'impresa del futuro, e quindi continuiamo a stare vicino alle start-up, così come le norme per il trasferimento tecnologico, il tech transfer, norme molto importanti in collaborazione con Enea, quel pezzo che passa dalla ricerca scientifica alla ricerca applicata e deve ancora diventare start-up. Per quel pezzo ovviamente di attività produttive facciamo delle norme specifiche che hanno un impegno elevato del saldo netto da finanziare. Credo che questo provvedimento sia veramente quello che era necessario fare in questo momento per le imprese del nostro Paese. Credo che da adesso in poi dobbiamo concentrarci anche sulla prospettiva futura con grandi opere di sburocratizzazione per le imprese. Dobbiamo ritornare a parlare della fiducia che il governo deve avere nei confronti degli imprenditori. Grazie. Chiedo alla Ministra Bellanova di intervenire. Grazie Presidente. Ma il settore agroalimentare, oltre a cedere a tutte le misure orizzontali che sono state richiamate dal Ministro Gualtieri e dal Ministro Patuanelli, ha una dotazione specifica, perché abbiamo tutti valutato che la filiera della vita, che ha dato a tutti noi la possibilità in questi mesi di emergenza sanitaria gravissima di conservare degli spazi di normalità, è una filiera strategica che ha bisogno di essere rafforzata per rilanciare la qualità, per rilanciare prodotti di eccellenza che dobbiamo preservare per il nostro Paese, ma anche per ritornare a collocare nel mondo, dove attraverso i nostri prodotti, la nostra cucina, spesso si parla d'Italia, si valorizza l'Italia, si parla della nostra cultura, del nostro patrimonio. Allora, noi abbiamo destinato in questo provvedimento 1.150 milioni di euro in modo specifico per sostenere la filiera agricola.
Gli interventi saranno finalizzati a quei settori che più hanno sofferto, penso al florovivaismo, penso agli agriturismo, penso alla filiera del vino e l'eccellenza del nostro settore, eppure è un settore che adesso è entrato in difficoltà, perché avendo bloccato i ristoranti, gli alberghi, i bar, le enoteche, è evidente che si è rallentata la qualità e soprattutto la collocazione sul mercato della qualità e della qualità medio-alta. Per questo noi finalizziamo queste risorse insieme a un sostegno forte alle imprese con ulteriori 250 milioni che saranno gestiti dall'Ismea per facilitare l'accesso al credito delle imprese. E un'altra misura che voglio richiamare molto brevemente e che mi sta molto a cuore è una dotazione di 250 milioni di euro destinati al Fondo degli indigenti. Perché quando parliamo di emergenza sanitaria, quando parliamo di crisi, parliamo anche di nuove fragilità. Parliamo di persone che 2 mesi fa magari potevano essere considerati ceto medio e che adesso hanno difficoltà ad accedere normalmente al cibo. Quindi questi 250 milioni che saranno gestiti con il volontariato laico e cattolico saranno finalizzati da una parte a non produrre spreco nelle campagne, quindi ad acquistare quei prodotti che venivano veicolati o attraverso la commercializzazione all'estero o attraverso la catena dell'Oreca, saranno acquistati per essere messi nella disponibilità delle tavole degli indigenti e questo comporterà l'acquisto di latte, di carne, di formaggi DOP, di frutta e verdura, insieme alla normale alimentazione anche per i bambini. Quindi io considero questo un intervento di grande valore, anche di grande valore sociale, oltre che per il settore. Grazie. Un ultimo punto, Presidente, che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto accessorio, per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità, perché abbiamo fatto una scelta chiara. Io su questo voglio ringraziare il Presidente, voglio ringraziare la Ministra Lamorgese che è stata una compagna di viaggio molto tenace insieme a me e agli altri per portare in porto questa scelta e da oggi noi possiamo dire che vince lo Stato perché lo Stato è più forte della criminalità, lo Stato è più forte del caporalato. Grazie, grazie anche per la passione che la Ministra Bellanova mette nel suo lavoro. E adesso il Ministro Speranza. Sì, grazie Presidente. Sono molto soddisfatto dello sforzo compiuto dal Governo sul rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Stiamo parlando di un investimento di 3 miliardi e 250 milioni, è una cifra molto più alta di quella che usualmente lo Stato investiva in un intero anno sul Servizio Sanitario Nazionale. Ci volevano mediamente 2-3 anni per fare una cifra di questo tipo, invece in un colpo solo abbiamo risorse molto importanti. Queste risorse saranno investite prima di tutto per rafforzare la nostra rete territoriale. Durante l'esperienza del coronavirus ci siamo resi conto di come la rete sanitaria sul territorio è la vera chiave fondamentale per affrontare questa epidemia. Lo faremo con alcune scelte molto forti, rafforzare il contact tracing, mettiamo in campo 9.600 infermieri con la figura dell'infermiere di famiglia, l'infermiere di comunità, facciamo uno sforzo per dare più presenza, più capillarità ai nostri servizi di prevenzione sul territorio e poi investiamo in modo particolare sui servizi domiciliari. Oggi in Italia
tra le persone che hanno più di 65 anni, i servizi domiciliari coprono il 4% dell'intero ammontare di queste persone. La media dei OCSE è il 6%. Con questo investimento e con questo decreto passiamo al 6,7%, cioè solo con questo decreto passiamo dall'essere sui servizi domiciliari alle categorie più fragili del nostro Paese da 2 punti sotto la media OCSE a 0,7 sopra la media OCSE. Poi investiamo molte risorse sulla nostra rete ospedaliera. Abbiamo visto quanto conta avere strutture ospedaliere capaci di ricevere i bisogni dei nostri concittadini. Prima del Covid in Italia c'erano 5.179 posti letto in terapia intensiva. Grazie a questo decreto si arriverà a 11.109, più 115%. È un Paese più pronto. Noi non sappiamo cosa avverrà nei prossimi mesi. Alcuni scienziati parlano dell'ipotesi di una seconda ondata. Dobbiamo essere pronti. Lavoreremo da domani mattina con le regioni per rendere più forti e più vigorosi i nostri ospedali, le nostre strutture sanitarie. Lo faremo chiaramente continuando ad investire sul personale. Mettiamo in campo altri 240 milioni per nuove assunzioni. Finora ce ne sono state già 23.000 dall'inizio di questa crisi e mettiamo in campo altri 240 milioni di euro per continuare ad assumere e 190 milioni di euro per incentivi ai nostri medici, ai nostri infermieri e a tutto il nostro personale sanitario. Da ultimo voglio ricordare come abbiamo trovato anche le risorse per finanziare nuove 4.200 borse di specializzazione. Sono risorse che andranno a nostri giovani laureati in medicina che potranno attraverso queste borse provare a realizzare il sogno della propria vita e anche così facendo a rendere più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io penso e concludo che in queste settimane tutti gli italiani abbiano capito fino in fondo che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che è una vera pietra preziosa e investire su questa pietra preziosa significa veramente rendere il nostro Paese più forte e con questi 3 miliardi e 250 milioni noi facciamo sicuramente un passo avanti importante sulla strada giusta. Passiamo alle domande. Io ho segnato qui Senio Bonini, Rai News 24. Eccoci qua. Buonasera Presidente, non so se mi sente. Perfettamente. Bene, allora io volevo chiedere, lei ha parlato di turismo. Oggi è stato presentato un pacchetto della Commissione che apre, la Commissione europea, a possibili accordi bilaterali tra aree geografiche che abbiano però situazioni epidemiologiche simili. Forse non è ciò che ci aspettavamo o che auspicavamo, perché immaginiamo che possa avere questo una diretta negativa ricaduta, ad esempio, sul nostro Nord Italia, così pesantemente colpito dall'epidemia. Mi collego anche su un fronte che forse interesserà moltissimo i nostri cittadini. Iniziamo a fare riaperture, molti si chiederanno quando potranno riprendere gli spostamenti tra regioni, che è così strettamente connesso anche in ottica al fronte turismo. Grazie molte. Le rispondo alla prima domanda. Il ministro Franceschini sta lavorando proprio in questi giorni per affrontare questo tema e scongiurare questa evenienza. Noi non accettiamo accordi bilaterali all'interno dell'Unione Europea che possano privilegiare e creare dei percorsi turistici privilegiati. E le confesso che io stesso, nel corso dell'ultima conversazione telefonica avuta con la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ho posto questo tema, ho raccomandato assolutamente che sarebbe la distruzione del mercato, anche del singolo mercato, del mercato unico, perché questo significherebbe evidentemente che all'interno dell'Unione Europea un comparto del turismo che contribuisce da noi ad esempio all'11, 12, quasi il 13% del fatturato, del PIL, e se consideriamo anche l'indotto, possa essere determinato e condizionato da accordi bilaterali. Saremo fuori dall'Unione Europea, non lo permetteremo mai. Per quanto riguarda la seconda domanda, se mi aiuta a ricordarla che non l'ho segnata.
Le chiedevo se, così strettamente connesso al turismo, quando i nostri concittadini potranno riprendere gli spostamenti tra regioni, insomma, una domanda da servizio pubblico. Ieri l'altro abbiamo avuto un incontro con le regioni, con il ministro Boccia, abbiamo avuto un aggiornamento, come sapete c'è questo confronto, questo tavolo permanente di confronto. Le regioni ci hanno prospettato quasi tutte l'esigenza che questi trasferimenti, spostamenti interregionali rimangano, per così dire, lo dico tra virgolette, congelati o comunque limitati al massimo, almeno in questa fase. Adesso non abbiamo ancora adottato il nuovo decreto, ovviamente, però posso preannunciare che mi sembra una richiesta, non era unanime, ma era assolutamente maggioritaria. Mi sembra una richiesta ragionevole, perché in questa fase in cui ci avviamo a una ripartenza pressoché completa o comunque dove riapriranno gran parte delle attività, è bene col sistema, col piano nazionale che abbiamo elaborato, che non ci siano troppi trasferimenti interregionali che potrebbero in queste primissime fasi come dire, condizionare una valutazione della curva epidemiologica geograficamente determinata e circoscritta sul piano territoriale. Ileana Sciarra, ADN Cronos. Salve Presidente, mi sente? Perfettamente. Buonasera. Buonasera. Allora, mi è capitato in questi giorni di vedere molti bambini in strada con i nonni. Nonostante si sia tentato di preservare la salute degli anziani, la tenuta della famiglia continua a gravare per gran parte sui nonni. E lei ha parlato delle misure contenute per la famiglia in questo provvedimento, il bonus babysitter, il congedo parentale, però considerando che la chiusura delle scuole durerà ancora a lungo, le chiedo se il governo intende mettere in campo altre misure per le famiglie. E aggiungo un'altra domanda per chiederle un commento su quanto avvenuto oggi nell'aula della Camera, visto che un parlamentare della Repubblica ha dato a Silvia Romano della neoterrorista. La ringrazio. Non ho capito l'ultima domanda, confesso. La domanda è su quanto avvenuto oggi nell'aula della Camera. Un parlamentare della Repubblica ha dato a Silvia Romano della neoterrorista e quindi volevo un suo commento sull'accaduto. Mi ha ascoltato? Ah, sì, scusi, abbia pazienza, la qualità dell'audio non è ottimale. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, come ho detto, siamo stati molto attenti anche a prestare una particolare attenzione alle famiglie che sono molto in difficoltà, hanno perso una o più fonti di reddito. Ovviamente per le famiglie interveniamo, intervenendo anche sulle imprese, intervenendo anche sui lavoratori autonomi. Abbiamo già descritto quelle misure, perché comunque lo vorrei ricordare, noi per esempio anche per le più piccole, io parlo di parrucchieri, bar, ristoranti, che poi sono la gran parte di ditte individuali, società di persone, che sono fino a 5 miliardi di fatturato, noi stiamo prevedendo comunque da un minimo di contributo a fondo perduto 2.000 euro rispetto al calo di fatturato, sino a un massimo di 40.000 euro. Poi tagliamo 4 miliardi di tasse per tutte le imprese, sino a 250 milioni di fatturato, rimborsiamo il 60% degli affitti, degli ultimi 3 mesi di affitti, non facciamo pagare per esempio ai ristoranti, bar che abbiano tavolini fuori, la TOSAP, l'ho detto, tramite e in virtù anche di un accordo con l'ANCI. Ecco, per quanto riguarda la scuola, è chiaro che c'è stata una grande attenzione da parte, voglio ricordarle, la ministra Bonetti, Azzolina, Catalfo, anche il ministro Spadafora. C'è stato un lavoro veramente sinergico con anche l'ANCI, quindi offriremo un ventaglio di soluzioni anche per i centri estivi e chiaramente le famiglie avranno, l'ho già detto, un congedo parentale sino a 30 giorni nel settore privato. Riproponiamo anche per chi non l'ha utilizzato il bonus babysitting, che potranno recuperarlo e se del caso spenderlo anche per questi centri estivi. E ovviamente le famiglie e la scuola, come ha detto lei, sarà al centro della nostra attenzione. Inizieremo subito a lavorare anche per le ristrutturazioni edilizie in modo che i nostri figli, i nostri bambini, i nostri ragazzi tornino a scuola in condizioni di massima sicurezza. Detto questo, lei parlava di bambini con i nonni. Noi abbiamo detto sì, visite,
ma se non si tratta di stabile convivenza e si vanno a visitare i nonni, è bene adottare tutte le precauzioni. Io credo che ormai la nostra educazione, la nostra cultura per quanto riguarda il coronavirus sia assolutamente approfondita. Ormai sappiamo tutti, i nostri nonni sono persone vulnerabili. Se li andiamo a trovare, adottiamo delle regole di distanza, rispettiamo queste regole, adottiamo anche una mascherina per proteggere loro. Se li vogliamo bene, li aiutiamo anche in questo senso. Per quanto riguarda l'espressione che è stata utilizzata adesso nei confronti della Silvia Romano, io non avevo presente, dico la verità, perché oggi è stata una giornata intensa, perché per chiudere questo decreto, ovviamente prepararlo, siamo stati in piena immersione. Dico soltanto a chiunque abbia da speculare su Silvia Romano. Per poter speculare su di lei ci dovremmo ritrovare a 23 anni, rapiti in Kenya. Dovremmo essere trasportati da persone armate di Kalashnikov nella foresta camminando sino a 9 ore al giorno per un mese. Passare in 4 rifugi consecutivi, essere continuamente sorvegliati con persone con Kalashnikov. Dopo, quando si fa questa esperienza, si ritorna qui, la potremo ascoltare e verificare tutte le conseguenze del caso. Grazie. Abbiamo Augusto Cantelmi, TV2000. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Sono state fatte tante promesse, annunci sul tema della famiglia, ma lei non crede che nel provvedimento ci siano diverse singole misure, ma sembra mancare ancora una volta un disegno organico di sostegno alle famiglie che pure in queste settimane hanno confermato di essere il perno del Paese, mentre sulla sanatoria di braccianti stranieri e colf all'interno del governo si è consumato un duro scontro, è stata vinta alla fine una battaglia di civiltà. Infine una domanda più politica: un governo che ha guidato l'emergenza può essere lo stesso che guida la ricostruzione? Grazie. Mamma, quante domande. Allora, per quanto riguarda le famiglie, guardate, non credo che per le famiglie ci siano poche misure, perché dobbiamo metterle tutte insieme e poi rispetto a una famiglia tipo valutarle. A quelle che ho già enunciato, che non voglio ripetere, dobbiamo aggiungere anche, forse è sfuggito, un reddito di emergenza. Un reddito di emergenza che sarà erogato per 2 mesi, una cifra che oscilla da 400 sino a 800 per famiglie che comunque sono in difficoltà, non rientrano nelle fasce proprio più emarginate della popolazione, più deboli, quelle che godrebbero del reddito di cittadinanza, hanno un ISEE sino a 15.000 euro, ma in questo momento sono in forte sofferenza. Poi se abbiamo, ripeto, all'interno della famiglia persone che comunque hanno difficoltà sul piano lavorativo, evidentemente abbiamo gli ammortizzatori sociali, abbiamo contributi a fondo perduto e via discorrendo. Per quanto riguarda le altre domande, lei mi chiedeva Chiedevo della battaglia vinta sui braccianti e su una battaglia di civiltà. Ma guardi, io l'ho detto chiaramente, non direi che non ricordo la sua espressione, se è una battaglia cruenta. No, non si è consumata una battaglia cruenta. È un provvedimento complesso, è un provvedimento che richiedeva un'attenta valutazione. C'è stato, è cosa nota da parte in particolare del Movimento 5 Stelle, è stato richiesto un supplemento di riflessione e di approfondimento. Anzi, vorrei ringraziare anche il Movimento 5 Stelle perché comunque nell'ambito dell'elaborazione di questo supplemento di riflessione abbiamo approfondito, messo a punto alcuni aspetti che effettivamente meritavano una più attenta considerazione. Noi oggi escludiamo dal novero ovviamente delle regolarizzazioni, escludiamo le fattispecie del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e i reati di tratta. Credo che sia giusto. Quindi abbiamo portato a compimento un risultato importante. Sicuramente è anche una battaglia di civiltà, perché sicuramente credo che al centro ci debba essere la dignità delle persone. Però questo si accompagna anche il contrasto alla criminalità organizzata, perché dietro c'è spesso criminalità organizzata, c'è anche il contrasto del caporalato, sono i moderni mercanti di schiavi, emersione del lavoro nero e poi anche sicurezza e protezione. Siamo in una situazione
epidemiologica, emergenza sanitaria. Quindi siamo in una situazione in cui dobbiamo anche proteggere con maggior rigore e tutelare la salute dei datori di lavoro, dei lavoratori stessi che sono in nero in questo momento e di tutta la cerchia dei familiari delle persone con cui entrano in contatto. Grazie. Elisa Saltarelli, prima pagina TV. Buonasera Presidente, mi sente? È la migliore. La sentiamo. Mi sente? La sentiamo con un po' di disturbo audio, ma la sentiamo. Provi un po'. Benissimo. Allora Presidente, mi sente? Prego. Allora, vorrei ritornare sulla regolarizzazione dei migranti, questo tema insomma che ha creato parecchia tensione all'interno della maggioranza. Si è parlato di numeri, di 500.000, 600.000. Ora, ieri mattina la nostra redazione ha intervistato il presidente di Confagricoltura Giansanti. Alla domanda cosa ne pensava della proposta della ministra Bellanova, ha risposto una cosa ben precisa. Ha detto 600.000 irregolari da regolarizzare sono un numero sproporzionato per quello che occorre in agricoltura, per la necessità di manodopera in agricoltura. Ora, questi 600.000 di cui si è sentito parlare è praticamente in sostanza una sanatoria generalizzata, perché non sono 600.000 che occorrono in agricoltura. Quindi vorrei una precisazione sui numeri. Inoltre, sempre sulla questione migranti, non crede che questo possa diventare un incentivo per le partenze dei disperati che raggiungono le nostre coste e gli sbarchi sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Grazie. Guardi, francamente le sue preoccupazioni io non le condivido. E neppure quelle che ha voluto citare come fonte, perché io adesso non ho fatto, dico la verità, uno studio esatto e sicuramente al Ministero dell'Interno forse avranno già dei numeri delle protezioni. Sono, per quanto ne so, numeri molto più limitati, ma vede, non possiamo fare queste comparazioni. Se ci abbandonassi a queste comparazioni, ripeto, adesso se sbaglio con qualche calcolo vi assicuro in buona fede, ma credo che i governi di centrodestra abbiano regolarizzato all'incirca 877.000 migranti, quelli di centrosinistra 500.000 rotti. Se sono numeri sbagliati chiedo preventivamente, non ero pronto a parlare di numeri sulle regolarizzazioni, quindi chiedo preventivamente scusa. Detto questo, vedete, non è un problema quindi, è un problema di sostanza. I principi che io le ho richiamato oscurano, esiliano ai margini qualsiasi considerazione riguardante i numeri. Ci sono dei principi, li ho detti e li ripeto: dignità delle persone, contrasto alla criminalità organizzata, al caporalato, ancora emersione del lavoro nero, protezione e sicurezza della salute di tutti noi che abbiamo occasione, dei migranti stessi e di tutti coloro che vengono in contatto. Quindi lei comprende che non è più un problema di numeri. Detto questo, per come è stata poi definita la versione finale di questa disciplina, quei numeri non sono assolutamente in gioco, numeri molto più modesti. Grazie. Manuela Perrone, Sole 24 Ore. Buonasera Presidente, mi sente? Buonasera, grazie. Buonasera. Allora, il Ministro Patuanelli prima lo ha detto con chiarezza, questo è ancora un provvedimento mosaico, molto più spostato sulla parte di indennizzo e di ristoro e meno sulla parte di prospettiva. Allora io le chiedo, la cancellazione della rata di giugno dell'IRAP per le imprese è il primo passo per un alleggerimento del carico fiscale sulle imprese? E ancora, con la possibilità di ricapitalizzare le imprese strategiche, la Cassa Depositi e Prestiti assomiglia sempre di più a una nuova IRI. È quella la direzione che volete imboccare? E poi l'ultima, aspetti, scusi che il collega, ecco qui.
Lunedì è vicino, possiamo aspettarci già domani il nuovo DPCM? Allora, guardi, le rispondo sulla prima. Fare oggi uno sconto fiscale per tutte le imprese, in particolare sino a quelle con un fatturato sino a 250 milioni di fatturato, e cosa significa? Significa consentire, erogare in qualche modo una forma indiretta di erogazione di liquidità. Cioè noi stiamo intervenendo a vari livelli, anche col decreto di liquidità, per consentire di accedere alla finanza, a finanziamenti e per risparmiare ovviamente delle spese, sconti fiscali. Questo significa lasciare nelle casse delle società evidentemente delle somme di denaro. Francamente non rientra, oggi non abbiamo noi definito una riforma del sistema fiscale. Quindi questo è un intervento una tantum che riguarda il saldo 2019 e l'acconto di giugno dell'IRAP di quest'anno. Il nostro obiettivo è sicuramente affrontare in prospettiva, ma non lo possiamo fare in queste condizioni, una più complessiva riforma del sistema fiscale, che riguardi le imprese, gli autonomi, i lavoratori, eccetera. Pensiamo anche ancora al cuneo, ci piacerebbe ritornare anche sul cuneo fiscale, però è chiaro che interventi di questa portata significano e implicano che prima si affronti l'emergenza, si avvii la ripresa, si rilanci il Paese e poi in una prospettiva più stabile si facciano interventi di sistema di questo tipo. Per quanto riguarda CDP e quanto riguarda le modalità di intervento e di sostegno alle imprese, ho qui il Ministro Gualtieri e il Ministro Patuanelli fare dire una battuta a loro, però preannuncio, si tratta di interventi mirati, volti a favorire la ricapitalizzazione soprattutto delle imprese. E guardate che il nostro tessuto produttivo è forte, è tra i più forti in Europa, è il più forte, proprio per la presenza di piccole e medie imprese che hanno un deficit un po' tradizionale, sono mediamente poco capitalizzate. I nostri interventi quindi sono mirati, però Ministro Gualtieri e poi una battuta anche al Ministro Patuanelli su questo. Grazie Presidente. Ma in tutta Europa si stanno definendo modalità nuove di sostegno alle imprese, anche sotto forma di contributi con vari strumenti subordinati, ibridi, di equity. Quindi noi ci collochiamo in quello scenario sulla base delle nuove regole del Temporary Framework per dare un sostegno importante per contribuire all'assorbimento delle perdite e per dare liquidità e sostegno alle imprese. Di questo si tratta, non di una nuova IRI. Naturalmente CDP poi ha le possibilità anche per intervenire in situazioni di crisi, di ristrutturazione d'azienda, ma sono due cose diverse. Gli strumenti che metteremo in campo sono gli strumenti definiti dal nuovo quadro europeo che si stanno adottando in tutti i paesi e sono estremamente importanti per aiutare il nostro sistema produttivo ad affrontare questa fase difficile. Si è detto molto che c'è una simmetria tra gli interventi di questo tipo che si stanno realizzando in alcuni paesi e non in altri. Noi con questo provvedimento ci mettiamo a livello più alto dei paesi che stanno intervenendo di più, siamo tra i primi che lo faranno anche altri paesi europei ed è importante che tutto questo avvenga anche in un quadro europeo, perché noi riteniamo che anche il Recovery Fund debba essere uno degli strumenti per dare risorse e cornice comune a questi interventi a sostegno delle imprese. Noi concepiamo la politica industriale come una capacità di dare indirizzi, dare una prospettiva nel segno della sostenibilità, dell'innovazione, della digitalizzazione, non nel segno della governance. Quindi non c'è nessun intento con questi provvedimenti per interferire nella governance delle aziende che noi vogliamo aiutare e sostenere. Vorrei anche dire che è stato positivo il dialogo con tutte le categorie del mondo produttivo, delle imprese e del lavoro, che ci ha portato anche a definire alcuni interventi, come quello dell'IRAP, che come ha detto il Presidente del Consiglio è un intervento di ristoro fiscale immediato, di stimolo all'economia, ma naturalmente è intenzione di questo Governo affrontare una più ampia riforma fiscale e l'indirizzo che avevamo già prima e che ribadiamo è quello di riuscire ad alleviare il carico fiscale per il lavoro e per l'impresa per sostenere lo sviluppo e l'occupazione. Vediamo se il Ministro Patuanelli è lui per la collettivizzazione dei mezzi di produzione. Io credo che gli interventi che troverete negli articoli 29 e 30 di questo decreto, che riguardano effettivamente un
un elemento di prospettiva anche per la nostra economia. Noi sappiamo che la sottocapitalizzazione delle nostre imprese è una delle fragilità del nostro sistema produttivo, che limita anche fortemente l'accesso alla liquidità. È un problema storico la parcellizzazione delle nostre attività produttive, la presenza di milioni di microimprenditori e di micropartite IVA. Gli interventi che facciamo per la fascia da 5 a 50 milioni di euro di fatturato sono interventi di accompagnamento alla ricapitalizzazione molto importanti in questo momento di potenziale accumulo di perdite, ed è questo l'unico spirito con cui avviene. Forse diverso è l'intervento invece sul patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti, dove però mi sembra altrettanto evidente che lo Stato, rispetto agli asset strategici produttivi del proprio Paese, deve in qualche modo accompagnare quegli asset, proprio perché si portano dietro una filiera, una catena del valore. Questo non significa incidere sulle politiche industriali delle singole imprese, significa avere un'idea di quali sono gli asset strategici. Non c'è una sovietizzazione dei consigli di amministrazione delle imprese private, che devono rispettare la tutela della libertà di impresa, che è un principio costituzionale e ovviamente la prima intenzione del governo, in un mercato libero dove però una crisi economica così profonda può incidere alle radici rispetto ad alcuni asset strategici, ed ovviamente lo Stato deve tutelare quelle produzioni. C'era un'ultima domanda che la dottoressa Perroni aveva posto sul DPCM e in effetti mi ha ricordato, perché siamo stati immersi nel decreto legge, veramente quasi rapiti dalla fatica, e adesso sicuramente non dico stasera ci riposiamo un più, ma da domani ci riposiamo un po', ma da domani inizieremo a lavorare al nuovo decreto, perché chiaramente le misure scadono per il 18 maggio, dobbiamo annunciare le nuove. Però, visto che mi ci fa pensare, faccio qui un'anticipazione, proporrò ai ministri, non l'ho ancora detto, di adottare un decreto legge. Un decreto legge, ovviamente dovremo vedere la possibilità anche tecnica di adottarlo, direi però che sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere più intensamente ancora il Parlamento, e anche perché siamo in una fase di allentamento delle misure di ripresa, siamo usciti dalla fase più acuta, quindi probabilmente abbiamo anche la possibilità adesso di adottare lo strumento del decreto legge. Grazie.